Duplice omicidio di Cison, resta in carcere il presunto assassino Sergio Papa. Nel pomeriggio il GIP ha convalidato il fermo, domani intanto i funerali dei coniugi Nicolasi a Nervesa. Il 35enne continua a respingere le accuse di fronte al giudice, ha ammesso di conoscere le vittime e di aver avuto una discussione con loro, ma al momento del delitto non ero lì, ha detto, ho dei testimoni. Tragedia sul lavoro a Loria, operaio schiacciato da un carico di sassi che stava manovrando con il muletto. I sindacati insorgono, serve un nuovo tavolo in prefettura. Drammatico incidente a Trivignano nel Veneziano, 43 anni di Mogliano si schianta contro un autobus, nulla da fare per l'uomo, un padre di famiglia. E la Marca piange anche l'ennesima giovanissima vittima della strada di questo inizio 2018 da incubo. A Spresiano lo shock per la morte di Tommaso Calesso all'alba di ieri. Un guasto al termosifone causa l'allagamento della palestra della succursale del Duca degli Abruzzi, la scoperta stamane, danno da quantificare, il disagio però non ha impedito le elezioni. Inaugurata oggi la nuova unità operativa di geriatria dell'ospedale di Conegliano, 1600 metri quadrati, 40 posti letto e temperatura e illuminazione potranno essere controllati da tablet, PC o smartphone. La musica come veicolo e simbolo di pace contro il razzismo, la leggendaria Dee Bridgewater sceglie Treviso come prima tappa del suo tour internazionale. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre ancora con il duplice omicidio di Cison di Valmarino, perché nel tardo pomeriggio di oggi il GIP ha convalidato il fermo di Sergio Papa per il delitto dei coniugi Nicolasi. Il 35enne dunque resta in carcere. Intanto questa mattina durante l'udienza di convalida del fermo l'uomo si è difeso e ha raccontato dov'era quel giorno. Sergio Papa resta in carcere. Il GIP Zulian, che dopo l'udienza di convalida del fermo nel carcere Santa Bona si era riservato di decidere nel pomeriggio, ha accolto la richiesta del PM confermando la misura cautelare. Intanto questa mattina il 35enne, ascoltato dal giudice, aveva respinto ogni accusa. Non si è avvalso della facoltà di rispondere, ma ha voluto chiarire la sua posizione, chiarire dove è stato in quei giorni e soprattutto quella notte tra il 28 e il 1 marzo. Papa ha raccontato al GIP dov'era quella notte. La sera prima aveva dormito a casa dei genitori, ha detto dov'era quella sera e ha un alibi. Ha detto dov'era e ci sono delle persone che possono confermarlo. Dunque vi sarebbero dei testimoni pronti a confermare la versione del 35enne che al GIP Zulian ha poi ammesso di aver incontrato i coniugi Nicolasi il giorno prima. Che effettivamente il giorno prima aveva incontrato i signori, che c'era stata una discussione ma che tutto era finito in un incontro senza portare a nulla. Quel giorno Loris Nicolasi non riconosce Sergio Papa, che diversi anni prima aveva realizzato per una ditta dei lavori nell'abitazione di via Marzolle. Ha chiesto semplicemente che si allontanasse, ma perché aveva visto una persona sconosciuta nella sua proprietà. Sergio Papa, provato dalle 2 notti in carcere, è apparso più tranquillo rispetto a sabato. Meno preoccupato rispetto al momento dell'arresto, oggi era più tranquillo, ha reso delle dichiarazioni in modo sereno, per quanto una persona sottoposta a interrogatorio possa essere serena. Il 35enne può contare sull'appoggio della famiglia che sta vivendo giorni d'angoscia. Sono molto preoccupati, ovviamente se non altro per le accuse che gli vengono mosse al signor Papa. Domani intanto a Nervesa della Battaglia i funerali di Loris Nicolasi e della moglie Anna Maria. Nel frattempo nei 2 piccoli centri della vallata coinvolti, Cison di Valmarino e Refrontolo, c'è pochissima voglia di parlare. Prudenza anche dal presidente del Veneto Luca Zai, che si è limitato a dire piena fiducia dalla magistratura. Il giorno della prudenza, quello in cui tutti stanno a guardare, mentre dal carcere Sergio Papa continua a dichiararsi innocente, a Refrontolo, suo paese d'origine, e Cison di Valmarino, ci si interroga silenziosamente sul giovane sbandato che improvvisamente si sarebbe trasformato in un omicida, pur avendo condotto anche nei giorni successivi al delitto la sua vita di sempre, al punto da essere anche andato a votare lo scorso 4 marzo. Tra la gente per strada e nei locali poca voglia di parlare, chi conosce la famiglia rispetta il dramma, l'ennesimo, che sta vivendo. No, non faccio commenti. Chissà se lui, da quello che sento, non era proprio, era un po' sbandato, ma non assassino, almeno. L'importante è che intanto gli ha fatto una mossa, vedremo al prossimo. Prudenza espressa anche dal presidente del Veneto Luca Zai, interpellato sull'arresto di Papa. Noi abbiamo fiducia nella magistratura,
e penso sia doveroso oggi attendere le risultanze delle indagini, dei pedinamenti, leggo anch'io i giornali, delle intercettazioni, però mi fermo qui, nel senso che ho notizie giornalistiche, non dico altro, attendiamo le risultanze di quello che ne verrà fuori poi dal Tribunale e dal confronto con i magistrati. Domani intanto alle 15 nel parco di Bidasio di Nervesa della Battaglia l'ultimo saluto con rito valdese a Loris Nicolasi e alla moglie Anna Maria Niola per decisione dei figli Catiuscia ed Eddie che per l'epigrafe hanno scelto una foto della coppia da giovane. I 2 feretri dopo la funzione saranno cremati. Ancora la cronaca, lasciamo però il duplice delitto di Cison di Valmarino e parliamo purtroppo delle stragi sulle strade. Stamane un tragico incidente nel veneziano e ha perso la vita un 43enne di Mogliano. Erano da poco passate le 7 quando a Trivignano sulla Castellana un furgone e un autobus a CTV si sono scontrati. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al conducente del veicolo, un moldavo di 43 anni residente a Mogliano, che stava effettuando consegne per un panificio del paese dove lavorava da circa 6 anni. Al vaglio la dinamica dell'incidente causato con tutta probabilità dall'asfalto bagnato. Uno dei veicoli avrebbe perso aderenza nella curva invadendo parte della corsia di marcia opposta. A bordo del bus, in quel momento fuori servizio, solamente il conducente, rimasto illeso. La strada, per permettere soccorsi e rilievi, è stata chiusa al transito in orario di punta, causando pesanti disagi alla viabilità con lunghe code che si sono riversate anche su altre arterie stradali. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Mestre e un autogru. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 43enne. La notizia è subito arrivata a Mogliano Veneto, dove la vittima abitava da tempo. Era in Italia da 15 anni e a breve avrebbe ottenuto la cittadinanza. Un grande lavoratore, una persona onesta, dichiarano dal panificio, per cui aveva ripreso a lavorare da alcuni mesi dopo un'interruzione. Era ben voluto da tutti. L'uomo lascia la moglie e i 2 figli, un ragazzo di 18 anni e una di 15. E la Marca piange anche l'ennesima giovanissima vittima della strada di questo inizio di 2018 davvero da incubo sulle strade della provincia di Treviso. Lo shock per la morte di Tommaso Calesso, che si è schiantato all'alba di ieri, a pochi passi da casa. C'è tutta la comunità davvero sconvolta da quanto accaduto, davvero una disgrazia enorme. Il dolore di una comunità per un'altra giovane vita stroncata sulla strada, l'ennesima in questo 2018. Tommaso Calesso, 19 anni, è solo l'ultimo di una lista terribile. Da Massimo Pizzol a Eleonora Gava, da Coman Cosmin a Federica Brollo. Tutti ragazzi appena maggiorenni, tragedie che hanno segnato famiglie e paesi. Stamane sul luogo dell'ultima tragedia qualcuno ha posato delle primule bianche. Nel frattempo l'albero contro il quale la Ford di Tommaso si è schiantata all'alba di ieri è stato segato nella parte superiore perché pericolante. Tanto forte il tremendo impatto della vettura che il ragazzo guidava mentre era quasi arrivato a casa. Tornava dalla discoteca, erano le 4:30, una semicurva, l'asfalto viscido per la pioggia, l'auto improvvisamente ingovernabile per il 19enne tradito forse dalla stanchezza o da un colpo di sonno. E poi lo schianto, un boato che ha svegliato i residenti. Subito sul posto i vigili del fuoco e il SUEM. Tommaso era ancora vivo, ma gravissimo. Un duro lavoro per tagliare le lamiere e liberarlo dall'auto diventata una trappola. La corsa d'urgenza per salvarlo in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. In poco tempo la tremenda notizia ha fatto il giro del paese. Un ragazzo d'oro impegnato nel sociale, appassionato di musica e di rap in particolare, con il sogno di fondare una band. E la Marca, che dopo anni di cifre incoraggianti sul fronte delle tragedie sulla strada, ripiomba in un incubo. Adesso sembra di essere ritornati negli anni 90 con le stragi del sabato sera. Forse è il caso di riprendere a parlarne, di sedersi attorno a un tavolo, di vedere quali sono le cause e cercare insomma di fare qualcosa, di riprendere con la prevenzione. E non ha fortunatamente riportato conseguenze serie il conducente dell'auto, protagonista questa mattina alle 5 lungo la Postumia a Ponzano, Veneto, di una spettacolare uscita di strada. All'altezza di via Ariosto la macchina ha sbandato centrando la canaletta dell'irrigazione e poi ribaltandosi su un fianco all'interno di un giardino. Fortunatamente traumi lievi per il malcapitato autista, sul posto vigili del fuoco e su un 118, oltre ai tecnici Enel intervenuti perché nella carambola il mezzo ha abbattuto anche un palo della elettricità. La piaga degli incidenti stradali, ma poi c'è un'altra piaga, la piaga degli infortuni sul lavoro e oggi purtroppo nella Marca un'altra croce.
Una striscia di nastro recinta il luogo dove si è verificato l'ennesimo incidente mortale sul lavoro. Siamo in via Campagnola Ramondi Loria, ancora evidenti le tracce della disgrazia. A perdere la vita Roberto Romanò, 55 anni, che viveva con la moglie a Tezze sul Brenta. L'uomo è rimasto schiacciato sotto un carico di sassi che stava scaricando con un muletto da un camion all'interno del centro Veneziane, azienda specializzata in pavimentazioni. Inutile ogni tentativo da parte dei colleghi di soccorrerlo. Quando i sanitari del SUEM sono arrivati sul posto, per l'operaio non c'era più nulla da fare. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del 55enne. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal per ricostruire la dinamica della tragedia. Ancora una volta, a distanza di pochissimo tempo dall'ultima tragedia, richiamiamo l'attenzione di tutti i soggetti che possono fare qualcosa per evitare questa ecatombe. La nota durissima, l'allarme lanciato dai segretari provinciali di CGIL, Cisle Will, Giacomo Vendrame, Cinzia Borana e Bruno Zacchei. L'applicazione delle norme sulla sicurezza è base imprescindibile, dicono, serve però investire culturalmente ed economicamente su questo aspetto. Non si può pensare, continua la nota dei sindacati, che in un territorio come quello trevigiano, in una fase di ripresa, in un momento in cui si parla di industria 4.0, si possa ancora morire nei luoghi di lavoro. Auspichiamo che il prefetto, che si è dimostrato molto disponibile nel corso dell'incontro di lunedì scorso, avvii quanto prima la riorganizzazione del tavolo provinciale sulla sicurezza, includendovi anche i consulenti del lavoro. Chiediamo poi alle rappresentanze datoriali di fare la loro parte per avviare percorsi condivisi e interventi che mirino a diffondere la cultura della sicurezza e incentivare gli investimenti necessari nelle aziende del territorio. Ancora la cronaca, non sono stati fissati per ora i funerali di Roberto Tangorra, l'ex calciatore di 34 anni trovato senza vita in casa sabato mattina dalla madre a Dosson. Causa dell'improvviso decesso, un arresto cardiocircolatorio, ma va ancora stabilito da cosa sia stato determinato. Una fine inattesa e repentina che ricorda quella che ha commosso il mondo dello sport italiano, del capitano della Fiorentina Davide Astori. Sportivo, con un passato, come detto, da giocatore di calcio, Tangorra non aveva manifestato malesseri o problemi fisici. Alle 8:30 del mattino la drammatica scoperta con i paramedici del SUEM che hanno tentato invano di rianimarlo. Le esequie saranno celebrate nella chiesa parrocchiale di Dosson appena ci sarà il via libera dalla magistratura. E adesso invece il momento un po' di disagio di questa mattina vissuto a Treviso nella succursale del Duca degli Abruzzi, quando c'è stata la scoperta di un guasto al termosifone che aveva provocato l'allagamento della palestra. Inizio settimana amaro per studenti e personale della succursale di via San Pelaio del Duca degli Abruzzi. Questa mattina, quando sono arrivati a scuola, la brutta sorpresa: la palestra e gli spogliatoi erano allagati. Sono stati subito chiamati i vigili del fuoco, a cui sono bastati pochi minuti per capire che la causa era da imputare ad un guasto di un termosifone. A quel punto è stato chiamato il tecnico, che è intervenuto per sistemare il problema. L'acqua aveva raggiunto anche un paio di aule, ma nonostante questo non c'è stata alcuna interruzione delle lezioni, perché, approfittando dell'assenza di alcune classi in gita scolastica, nelle stanze rimaste vuote sono stati sistemati gli studenti delle aule invase dall'acqua. Adesso torniamo a parlare di politica. Dopo le elezioni del 4 marzo, un Partito Democratico che ancora non si è ripreso dalla batosta nel Trevigiano, come sappiamo, al di là di un risultato che ha comunque tenuto nel capoluogo, c'è il pessimo risultato all'interno dell'intera provincia della Marca trevigiana, e quindi domenica prossima a Cade del Galletto ci sarà l'assemblea del PD proprio provinciale per fare il punto dopo il deludentissimo risultato alle elezioni. Giovedì intanto a riunirsi sarà la direzione del partito. Vediamo. Il futuro del nostro partito, il futuro della sinistra, come vogliamo riorganizzare e ripensare il ruolo del nostro movimento, della nostra forza nei nostri territori. Il PD trevigiano riparte da qui, con l'obiettivo di ritrovare il ruolo del partito prima del voto del 4 marzo. Domenica 18 l'assemblea provinciale sarà l'occasione per il primo vero confronto dopo il responso delle urne. Per poter fare il punto su quello che è successo al voto del 4 di marzo, che cosa effettivamente è stata la causa che ha determinato a livello nazionale complessivamente un risultato assolutamente negativo, e capire a livello territoriale come ripartire per ovviamente continuare a essere quello che siamo stati. In questo momento quello che succede a Roma, spiega Zorzi, con possibili alleanze per la formazione del nuovo governo, lo lasciamo alla politica nazionale.
Adesso dobbiamo concentrarci su di noi perché all'orizzonte ci sono le amministrative in diversi comuni e soprattutto a Treviso. Dobbiamo riuscire assolutamente a ricompattare i ranghi in questo momento in cui regna un po' la confusione a livello nazionale, sapendo che comunque a livello territoriale abbiamo fatto bene quello che dovevamo fare con dei candidati che hanno espresso valore aggiunto. Intanto sempre dal Partito Democratico, ma al Partito Democratico regionale, arriva un affondo importante sulla nuova regionale sulle cave che è in discussione domani a Venezia. Una normativa, dice il PD, che può essere migliorata, e un PD che ha presentato per questo 62 emendamenti. Domani in Consiglio regionale all'ordine del giorno la discussione della nuova legge per la disciplina dell'attività di cava, che dopo 36 anni verrà riformata. Un'accelerazione dei lavori dovuti ad alcuni contenziosi tra un'associazione cavatori e la Regione, con il TAR che ha dato ragione ai primi. La Regione ha dovuto correre, ci sono già 2 sentenze negative per la Regione e quindi ci sono stati dei tempi fissati dal TAR entro i quali la Regione deve approvare il piano cave. Entro il 23 marzo va riformato il PRAC, prima però va approvata la nuova legge, che non convince del tutto il Partito Democratico, che ha presentato 62 emendamenti. Tra i punti principali, prevedere l'uso obbligatorio di materiali di recupero nella misura del 30% per le opere pubbliche regionali, mettere uno stop ad ogni tipo di attività sotto falda e ancora prevedere sanzioni adeguate senza alcuna riduzione e poi dare maggiori poteri ai comuni. Chiediamo che i comuni possano almeno decidere dove localizzare le cave all'interno degli ambiti estrattivi, prevedere delle misure di sicurezza, ad esempio da monumenti storici, da ville venete. Nella Marca trevigiana è concentrato il 50% delle cave del Veneto. Restano ancora, secondo diritti acquisiti, 69 milioni di metri cubi da scavare in provincia. Il nuovo piano cave prevede 9,5 milioni di metri cubi da scavare, suddivisi tra Verona e Vicenza e con 0 metri cubi a Treviso. Adesso c'è la pubblicità, poi torneremo per parlare vedremo come si presenta il nuovo reparto di geriatria dell'ospedale di Conegliano, ma parleremo anche di musica. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, per parlare delle Dolomiti, però della montagna, perché oggi l'annuncio del governatore Luca Zaia di un progetto, un'idea di alleanza tra Veneto e Trentino Alto Adige per candidare le Dolomiti alla sede, come sede delle Olimpiadi invernali del 2026, un vero e proprio guanto di sfida a Beppe Grillo. Dolomiti Venete e Trentine, sfondo delle Olimpiadi invernali del 2020, a dare l'annuncio dell'intenzione di presentare la candidatura da Conegliano il presidente del Veneto Luca Zaia. A ospitare l'evento sarebbe una rete di località, sfida aperta dunque a Torino, la cui candidatura, sostenuta dal sindaco del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, è stata benedetta nelle ultime ore anche da Beppe Grillo, che invece aveva bocciato Roma. E chissà cosa ne dirà Matteo Salvini, segretario federale del Carroccio, anche lui favorevole alla discesa in campo del capoluogo piemontese. Olimpiadi invernali 2026, il Veneto valuta l'opportunità, ma lo farà, di presentare la candidatura assieme a Trento, la provincia autonoma di Trento e di Bolzano. Lo facciamo per un'Olimpiade assolutamente rispettosa dell'ambiente, un'Olimpiade che vuol mettere in rete tutto quello che abbiamo come Veneti e Trentino Alto Adige, 1300 km di piste, e impianti d'eccellenza, e soprattutto saranno le Olimpiadi dell'UNESCO, perché lo scenario nel quale si dovrebbero svolgere le Olimpiadi è il patrimonio dell'umanità, le Dolomiti. I contatti tra il Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano ci sarebbero già stati, ha spiegato Zaia, e presto si tornerà a sedersi attorno a un tavolo per iniziare a lavorare sulla presentazione della candidatura. D'altro canto Trento aveva già lanciato l'idea a Bolzano dopo la bocciatura da parte dei tirolesi della candidatura di Innsbruck. Siamo in grado, ha aggiunto Zaia, di proporre un'Olimpiade 2020 che porti in eredità i campionati del mondo 2021. Un'Olimpiade pulita contro la cementificazione per la costruzione di nuove infrastrutture, compatibile sotto il profilo ambientale con le montagne di casa nostra, che farebbero sfoggio anche della loro storia. Zaia già le ha battezzate le Olimpiadi dell'UNESCO. Insomma, Torino è avvisata. L'annuncio del governatore Zaia da Conegliano, dove proprio lo stesso governatore ha tagliato il nastro della nuova geriatria dell'ospedale di Conegliano. Vediamo com'è.
Attesa da tempo, ora è arrivata l'inaugurazione della nuova unità operativa geriatrica dell'ospedale Santa Maria dei Battuti a Conegliano. Un'ala completamente ristrutturata con maggiori comfort, un nuovo reparto con 40 posti letto, spesa totale di ristrutturazione 2.110.000 euro. Io le chiamerei geriatria 4.0 con tutte le tecnologie e ovviamente ambienti a misura di persona, quindi camere con bagno, 2 posti letto o un posto letto solo e quindi degenza migliorata e eccellenza per la geriatria. L'unità operativa è stata dotata di un impianto di areazione all'avanguardia e di un impianto di condizionamento con possibilità di modificazione autonoma della temperatura in tutte le stanze, illuminazione e temperatura che potranno essere controllati e regolati tramite tablet, PC o smartphone. Come iniziativa principale e prioritaria l'umanizzazione dell'ambiente geriatrico, infatti migliorando anche l'abitabilità della struttura di un reparto ospedaliero migliora anche la qualità dell'assistenza. Non solo umanizzazione ma anche l'assistenza riduce il rischio clinico, riduce anche i rischi sia per gli operatori che anche per i pazienti. Ma tiene a precisare Benazzi, i letti non ci sono perché il reparto sarà operativo fra una decina di giorni. Non vorrei che si ripetesse l'episodio di Treviso, sono senza letti perché chiaramente abbiamo il reparto al secondo piano, entro 10 giorni sposteremo il reparto al quarto piano e quindi dopo libereremo questo spazio per partire con l'ospedale di comunità di 24 posti letto. Quindi non avremo i pazienti subito, lo dico chiaramente, li avremo fra 10 giorni perché dovremo fare gli spostamenti. Nell'aula attualmente occupata dalla geriatria troverà posto l'ospedale di comunità con 25 posti letto e la nuova sede della procreazione medicalmente assistita. Ha scelto Treviso come città perché città aperta e lei è una leggenda della musica black di Bridgewater per un concerto attesissimo. Didi in sé ha cercato, siccome lei è un'ambasciatrice della FAO ed è anche un'attivista contro ogni forma di razzismo, ha voluto scrupolosamente verificare anche gli sponsor e tutti gli organizzatori che non avessero nessun tipo di coinvolgimento e quindi di buon grado ha accettato di passare molto più tempo del normale qua nel suo tour europeo. Un concerto, il concerto, nel nome dell'integrazione e dell'accoglienza, protagonista la voce black della vocalist americana Didi Bridgewater a Treviso come ambasciatrice di pace. Data unica in occasione della 5ª edizione di International Jazz Day Treviso, ovvero nella giornata proclamata dall'UNESCO con l'intento di celebrare la forza del jazz come simbolo di unione e dialogo tra i popoli, il prossimo 30 aprile a Treviso al Comunale, teatro che con le sue rassegne ha registrato un aumento del 15% degli abbonamenti, con l'Alto Veneziano che guarda a Treviso per le tante iniziative e proposte culturali. Siamo oltre i 3.000 abbonati, vari generi, e uno dei nostri problemi in realtà è che lo spazio libero per i non abbonati, per lo sbigliettamento, è uno spazio residuale, perché circa l'87-88% dei posti a disposizione va in abbonamento e d'altra parte il nostro teatro, se ha un limite, è quello della capienza non eccessiva. D'altra parte un gioiello del genere non può essere oggetto di interventi invasivi che magari ne ampliano la capienza. È stata una delle parole più utilizzate nella campagna elettorale ed è tuttora utilizzata in questi giorni convulsi, si chiama flat tax, ne parliamo fra pochissimo a 20:10. Cos'è la flat tax, come funziona, come, quanto e se è possibile applicarla, quindi argomento molto importante. Questa sera a 20:10 con Ferdinando Varino in studio ci sarà l'onorevole Enrico Zanetti di Noi con l'Italia UDC. E poi alle 21:15 Ring, la politica alle corde, torna il talk show della politica del lunedì sera e come dicevamo il rebus del governo, un Veneto in attesa di capire cosa accadrà, non solo il Veneto politico ma anche il Veneto delle imprese. Questa sera in studio Pierpaolo Baretta del Partito Democratico, Gian Antonio Darè della Lega, Paolino Barbiero della CGIL, Pier Giorgio Paladin, imprenditore, e in diretta da Trieste l'onorevole Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci.
Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo lievemente instabile sul Triveneto con qualche residua e occasionale pioggia. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 13 marzo. Sul Veneto deboli piovaschi sparsi possibili soprattutto sul Bellunese. Sarà in genere più asciutto e soleggiato sui restanti settori della nostra regione con cielo al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, valori massimi molto miti tra 13 e 16 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Occasionali precipitazioni un po' su tutti i settori, generalmente di debole intensità, alternati comunque a pause soleggiate. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, valori massimi invece compresi tra gli 11 e i 14 gradi circa. Tempo asciutto e stabile invece sul Trentino Alto Adige. Qui sarà una bella giornata di sole con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime comprese tra 14 e 17 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.